Siamo all'interno del nuraghe Santo Antine, conosciuto anche come Sadomu de Surè. Ci troviamo nella valle dei nuraghi, tra le regioni di Meilogu e Logudoro. Una valle incredibile, ricca di storia e di cultura, e questa sera questo complesso megalitico famosissimo sarà ancora una volta protagonista del Festival delle Bellezze. Farà da scenografia alla serata di questa sera, che vede la corale studentesca Città di Sassari aprire il concerto dei Bertas, un gruppo famosissimo conosciuto in tutta l'isola, che questa sera ci presenterà una novità assoluta. Parto sola, sospensamentos a malanconia, asas feminas, quinsos homines, de una terra chiesa terra mia. Enzo era lanciata sui social da mesi, questa sera si materializza il vostro singolo Santo Antine proprio davanti al protagonista. Guarda, questa è probabilmente una delle serate più emozionanti della nostra lunghissima carriera, perché avere alle spalle quello che noi vediamo è veramente una qualcosa di unico e di assolutamente irripetibile. Avevamo fatto un concerto, un bel concerto, mi ricordo, 4 anni fa più o meno qui. C'era un freddo cane, però poi la musica è venuta bene, le voci sono venute bene, quindi è venuta una bella cosa. La ripetiamo stasera aggiungendo un pezzo in più che è dedicato a lui, dedicato a questo posto, dedicato alla storia dei nuraghi tutti in Sardegna in realtà poi alla fine. Certo. Fantastico. Senti Mario, passo a te Mario, il messaggio di questa canzone, come è nata l'idea? L'idea è nata proprio, appunto, come diceva Enzo, 4 anni fa durante un concerto che noi dovevamo visitare il nuraghe un po' prima dell'inizio del concerto. Poi invece l'abbiamo visitato alla fine, sono stati così gentili quelli dell'associazione che gestisce le visite qua al nuraghe, e ci hanno fatto visitare il nuraghe alla 1 di notte, dunque quando era chiuso, ed era tutto molto suggestivo, nel senso che si sentiva soltanto le spiegazioni che ci dava l'addetta alle visite. Ed era una cosa suggestiva, con questa luce poi all'interno, un silenzio. E poi parlandone con Franco siamo arrivati alla conclusione appunto di fare un pezzo che è nato subito dopo, subito 3-4 giorni dopo. Ecco. E adesso l'abbiamo portato su disco e vediamo un po'. Un atto di pancia, insomma, sentendo queste emozioni. Sì, l'emozione che era talmente forte che effettivamente c'è una cosa, io l'ho visitato anche durante il giorno, la luce, ma visitarlo di notte col silenzio assoluto tutto attorno, per noi è stato una botta forte, ecco, e ci ha dato l'input per comporre questo brano. Fantastico, bellissimo, e quindi emozioni pure. E queste emozioni, Marco, lo voglio chiedere a te, le porterete in giro Santo Antine con la vostra musica? Quali sono i prossimi appuntamenti dei Bertas? Il prossimo immediato è il 4, praticamente il 4 agosto, quindi venerdì prossimo a Padria, poi il 18 agosto a Telti, poi ce ne saranno altre, dove presentiamo la prima del nuovo album. Questa è la prima del nuovo album, anzi è la seconda, perché avevamo già fatto un brano che sta girando. Quest'album uscirà molto probabilmente alla fine dell'anno, è pronto, e riprende un po' tutte le nostre qualità musicali e vocali, cioè i nostri colori, la passione per le voci, il country che abbiamo affrontato tanti anni fa. Ci ritroviamo un po' tutto dentro questo album di 10 brani, anche in sardo, in italiano, e soprattutto c'è il titolo che riprende una delle parole della canzone di Sant'Antine, che è Ali Spartos, che significa ali spiegate, per cui con questo senso delle ali spiegate noi diciamo vabbè, noi continuiamo a volare, questo è il nostro concetto. Sì. Alla grande, volare alla grande, i Bertas, grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie a tutti. A poi sanno scolano e canto sanno su
con la dorgia, ma onzi pedra mia, plus lepia stesa nues, e finza skin su quero si quería. Sos misterios de Sadomo de Sure, quizá Antine contabro de. Grazie Mario Chessa alle tastiere, Enzo Pava alla chitarra e Marco Piras alla chitarra elettrica.